Erano stati protagonisti di una violenta rapina nei confronti di una coppia ultrasettantenne di Padova, arrestati dalla polizia 3 albanesi di 25, 29 e 34 anni. Domenica 10 i 3 avevano provato l'assalto ad un'abitazione. I proprietari di casa però erano rientrati prima e avevano sorpreso i ladri reagendo. I predoni si sono quindi accaniti sul padrone di casa, l'hanno picchiato e poi hanno cercato di aprire la cassaforte con un flessibile. Subito si è attivata la squadra mobile dove grazie anche a un sistema di telecamere si è riuscito così a individuare quello che era il basista, un cittadino già residente nella nostra provincia da tempo, e quindi individuata poi l'abitazione che fungeva anche da base logistica, il blitz il 12 di agosto, e quindi con il fermo dei 3 e gli altri 2 appena aggiunti che sono stati rimpatriati. Oltre ai 3 autori della rapina sono stati rintracciati anche altri 2 connazionali, probabilmente chiamati per compiere altre rapine. In casa i poliziotti hanno trovato arnesi da scasso, contanti e monili d'oro, oltre a vario materiale provento delle razzie. Un'attività importante, infatti stiamo rivisitando investigativamente, sono circa una trentina i colpi non soltanto nel capoluogo Padova ma anche in altri comuni della provincia, da Albignasico, Borgoricco, Campo San Piero, e probabilmente la lista di reati è destinata sicuramente ad aumentare. I furti in casa hanno un andamento stagionale, si intensificano nei mesi estivi e in quelli tardo autunnali. Tra i suggerimenti che il questore dà ai cittadini, anche quello di non postare foto delle vacanze sui social network. I ladri, infatti, sono soliti pianificare i loro colpi e sanno come sfruttare questo tipo di informazioni. Ma non solo questo. Trattandosi di gruppi che poi fanno, cellule che fanno un minimo di sopralluogo, uno per esempio dei primi elementi che può dare un'indicazione se dentro c'è qualcuno o meno è per esempio la cassetta delle poste, no? Se la posta, la corrispondenza non viene ritirata, quello è un segnale che probabilmente i proprietari sono assenti.